L'autonomia del Veneto non passerà in ogni caso con questo governo, perché né 5 Stelle né Partito Democratico hanno interesse a far passare una legge del genere. Quindi rimarrà tutto come è adesso. Si perderà un po' di tempo, incontri a tutti i livelli e ne riparleremo forse nella prossima legislatura. Io penso che si farà, tosto tardi si farà. Bisogna vedere i criteri con cui verranno istituiti tutti gli organi di potere, perché come diceva qualcuno prima, se serve solo ed esclusivamente per ridistribuire certi centri di potere, allora è meglio che non la facciano. Io quello che penso è che è ora di finirla di spendere i soldi dei cittadini. Male, molto ma molto male. Il fatto che siamo fermi ancora dopo 2 anni, cosa le fa pensare? Che c'è normale in Italia, non vorrà mica che chi lavora, cioè a raccontarsi schei, quindi non ha tempo per lavorare. O cambiano le cose molto, ma non che cambiano perché va su a destra al posto della sinistra, perché quelli sono. Quindi è indifferente, non ha neanche più senso votare. Sinceramente non so come mai che si è fermata sta storia, perché secondo la spesa storica chi ha sempre rubato continuerà a rubare sempre di più. No. E mi piaceva il discorso del costo delle siringhe che dovevano costare, che mi pareva di una chiarezza unica, eppure si è inchiudato anche questo. Sinceramente non so cosa pensare. Spero che si continui per questa iniziativa qua. Spero che i politici, soprattutto i nostri che sono interessati a questa, continuino a questa operazione, insomma. È un disinteresse che parte dal centro, per cui non c'è niente da fare.